Un garage adibito a deposito di droga pronta ad essere immessa nel mercato locale, verosimilmente destinata per la maggior parte ai giovani. Sequestrati oltre 30 kg di droga, tra cui oltre 3 di chetamina. L'operazione dei militari dell'Arma del nucleo radiomobile di Castelfranco, che hanno arrestato un uomo di 30 anni originario del posto e protagonista di un vasto giro di spaccio di sostanze stupefacenti. Le perquisizioni dei carabinieri hanno portato a sequestrare in totale 20 kg di marijuana, 7,5 kg di hashish, 2 di cocaina e poi sostanze come MDMA, chetamina ed ecstasy, corrispondenti a quasi 700 pasticche. Trovati oltre 61.400 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto bilancini di precisione e telefoni cellulari utilizzati per gestire la rete di distribuzione. A preoccupare la grossa quantità di chetamina rinvenuta è destinata ai giovani. La sostanza, un anestetico usato in ambito medico e veterinario, è sempre più popolare come droga d'abuso nei contesti giovanili, inalata o ingerita per ottenere i suoi effetti dissociativi, che comprendono un forte senso di euforia, alterazioni sensoriali e la percezione di distaccamento dalla realtà. Operazione, quella dei militari dell'Arma, che si inserisce nell'ampia attività di contrasto alla diffusione di sostanze illecite.